4 miliardi e 600 milioni di euro. A tanto ammonta il volume d'affari del lavoro irregolare in Veneto in un anno, fenomeno quello del lavoro nero che coinvolge nella nostra regione circa 200.000 persone, ovvero il 6,5% del totale nazionale. Il report della CGIA di Mestre mostra come la quota sia pari al 3% del valore aggiunto dell'economia in regione. Solo la Lombardia ha un'incidenza inferiore. Questo, riferiscono dal centro studi, significa che il peso del lavoro nero in Veneto è contenuto, ma non per questo bisogna sottovalutare il problema. Gli occupati irregolari vanno monitorati attentamente perché in alcuni settori sono controllati dalle organizzazioni criminali, siano esse italiane o straniere, che stanno diffondendo i loro interessi nell'economia reale. I settori maggiormente colpiti restano quelli dell'agricoltura, delle costruzioni, il settore ricettivo e dei servizi alla persona. In Veneto sarebbero proprio colf e badanti le persone maggiormente coinvolte nel lavoro nero, così anche in tutto il centro-nord. A livello italiano, invece, i dati del centro studi indicano come il volume d'affari annuo sia riconducibile a circa 68 miliardi di euro. Un terzo del nero è ascrivibile alle regioni del sud e riguarda poco meno di 3 milioni di persone. Con meno lavoro nero possiamo comunque aumentare i salari, contrastare più efficacemente lo sfruttamento, il caporalato e gli infortuni nei luoghi di lavoro, migliorando le condizioni di vita e restituendo la dignità a tantissime persone.